Siamo alla Vocal Academy di Alcamo, questa sera l'inaugurazione di questa importantissima scuola che vedrà sicuramente un luminoso successo, è quello che auguriamo. I protagonisti sono i fratelli Maurizio e Peppe Calandra, vecchi amici di Prima Pagina, e poi ovviamente Riccardo Russo e Silvia Mezzanotte. Silvia, è un piacere per te, ormai la Sicilia per te è casa. Beh, sì, è vero, anche perché mi sono sposata un siciliano, un mazzarese, ma non solo, ho anche la cittadinanza di Mazzara del Vallo, però la The Vocal Academy, che è nata ormai dal 2015, che abbiamo iniziato come dire, comincia ad espandersi ancora un po' di più, perché da Mazzara ci siamo spostati a Marsala, Petrosino, oggi siamo arrivati ad Alcamo, grazie ai fratelli Calandra, in questa struttura molto bella, nella quale abbiamo la possibilità di aiutare i talenti di Alcamo e dintorni ad emergere, prenderci cura delle loro voci e anche un pochino delle loro anime, perché noi andiamo a lavorare anche sulla loro sensibilità e sul fatto di farli crescere con cura. Cosa si deve aspettare una mamma che decide di iscrivere il proprio figlio o la propria figlia alla Vocal Academy? Si deve aspettare, prima di tutto, che noi ci si possa prendere cura del suo strumento, la voce, e che attraverso la voce possa crescere meglio, in maniera più sana, equilibrata, che tutte le sue emozioni possano essere veicolate attraverso la voce, quindi portate fuori nel modo più onesto possibile. Dopodiché, naturalmente, noi insegniamo anche un mestiere per chi lo vuole fare, quindi questo si può poi trasformare in una carriera. Riccardo, tu ti occuperai sicuramente degli aspetti tecnici e quindi formerai i giovani musicisti. Ma guarda, io innanzitutto ringrazio i ragazzi perché hanno organizzato e attrezzato gli studi al meglio, la tecnologia che oggi consente, per cui avremo modo di lavorare con i ragazzi soprattutto sul lato della performance, registreremo, faremo video perché fa parte del nostro protocollo di lavoro, ma come diceva Silvia, per noi è molto importante proprio l'anima delle persone, ovvero sviluppare non solo le caratteristiche peculiari di ognuno, di ogni cantante, ma anche e soprattutto quelle emotive. Peppe, un grande lavoro per allestire questi studi, so che davvero ci avete buttato l'anima ed è un ulteriore passo nel vostro percorso di crescita. Sicuramente sì, ma guarda, con tutto il lavoro fatto non ci pesa più perché oggi stiamo vivendo un momento meraviglioso, la presenza di Silvia e Riccardo ci sta dando veramente tanta forza e tanta voglia di continuare ancora a crescere. Grazie Silvia, grazie Riccardo. Grazie a te, grazie a voi, grazie a tutta la gente che è venuta oggi, c'era una folla fuori dalla porta, ci ha benedetto il Don e questo ci ha fatto un gran piacere perché fa sempre bene e quindi siamo qui, siamo pronti ad accogliere le voci di Alcamo che abbiano voglia di studiare una tecnica che possa permettere loro di rendersi consapevoli della vocalità e di come migliorarla nella maniera migliore possibile. Maurizio, Ora a me è il compito più difficile. quello di chiudere. Hanno detto Dulcis tutto in loro, fundo. tutto loro. Silvia Ma io sapevo che mi tu ha hai... detto l'unica cosa che avevo in mente, cioè ringraziare comunque la cittadinanza che ha risposto, tutti gli amici e le persone dei paesi limitrofi. Quindi vi aspettiamo, le iscrizioni sono aperte da domani in poi, dico siete benvenuti anche per venire a visitare gli studi e capire meglio anche come iscriversi. E poi chissà, magari ne uscirà fuori un video, uno dei vostri meravigliosi videoclip, magari che so, con una guest star d'eccezione. Mi hai fatto un assist, comunque colgo l'occasione, ne approfitto, anche se non c'entra niente, usciamo ora con un nuovo videoclip il 10 di febbraio, quindi seguiteci sulle nostre pagine e sulla pagina The Vocal Academy. E poi chi lo sa, un video con Silvia e con un brano con Ma già ne Silvia. hanno uno, vedi loro, Sì. perché per Natale abbiamo registrato assieme ed erano con noi. Quindi. Già l'abbiamo. La verità è già nel loro curriculum. Però prodotto dalla The Vocal, poi ne faremo una noi. In bocca al lupo e che davvero possiate trovare la strada spianata e aggiungere un ulteriore percorso, un ulteriore tassello alla vostra crescita e ai vostri successi professionali. Grazie. Grazie. Ciao a tutti. Arrivederci a tutti, grazie.